Da quanto state attendendo al pronto soccorso? Vabbè, non devo entrare, sto solo aspettando. Chi? Una sua amica, una sua parente? No, in pratica stiamo aspettando perché è portato mio padre, quindi per avere informazioni. Dopo quanto l'hanno fatto entrare? Non è ancora entrato. E da quanto siete qua? 2 ore forse. Da dove arrivate? Da Scusa. Scalaplano. Da Scalaplano. Cosa suo padre, mi scusi se devo chiedere? Ha problemi, in pratica un valore altissimo, la creatinina altissima. Creatinina. Ed è ancora qui nella sala d'attesa? Ancora. Non sapete che codice gli abbiano dato? Verde. Verde. Tampone? Gliel'hanno fatto almeno? Non so. Non sa niente. È vaccinato, quindi non so. Attese troppo lunghe? Sempre. Sì. Sempre. Mezza. Arrivati a mezzogiorno e mezza da Scalaplano. Però era già dentro, Ma l'ha portato un'ambulanza? Sì. Con l'ambulanza. Per un velo di creatinina alto, ma è anche svenuto? No. No. Però siamo ancora così, ancora lì non l'hanno preso. Cambio turno e tutto qua. Lei è la figlia? No, io sono la nipote. La mia nipote, figlia. e lei è la figlia del signore novantenne. Da Scalaplano un'attesa comunque lunga, più di 2 ore qui. Io non so come funziona, ma dappertutto è così, Siamo reduci dal policlinico, quindi Sempre oggi? no. Là è stato anche... Lì è stato uno schifo, quindi Uno schifo proprio. il policlinico è una vergogna. E il brozzo? Non conosciamo No, ancora ancora, non abbiamo niente non che- possiamo giudicare perché non... Però non lo so. Adesso qui almeno le visite ci hanno detto che probabilmente possiamo entrare. entrare a farle. Il policlinico assolutamente no. Però intanto prima delle visite dovete attendere che vostro padre eventualmente lo ricoverino dopo più di 2 ore. Assolutamente sì. Per adesso non sappiamo niente. Non- Voi da quanto state attendendo qui? Sono arrivata da 10 minuti. Dovete fare il tampone ancora. Sì, dovrei ancora chiedere come funziona. Come mai siete arrivati qua? Per quale motivo? No, io ho dei dolori forti, non so ancora se sono calcoli o... quindi sto cercando di capire. Arrivate da Cagliari? Sì, Lei non ha il Green Pass, No. e quindi è obbligata ad attendere il tampone. sì. Dentro c'è anche un po' di fila, vediamo. Sì, no, perché non Si non augura- so se gli altri signori stanno tutti aspettandolo come a me. Penso di sì. Si augura tempi rapidi, ovviamente. Speriamo. Grazie. L'attesa lunga qui al pronto soccorso. No, a me non mi sembra. Perché stiamo venendo a chiedere un po' di informazioni sulle attese. Dopo non lo so, per qualche signora qualche cosa è stata lunga. Lunga. Lei invece? No, io sono venuto, il bambino è caduto, Sì. è tagliato qua, Sulla è fronte. entrato subito. Che codice le hanno dato? Non lo so perché però è entrata con mia moglie è e io non l'ho subito. ancora visto. Ok. Con qualche È la prima albergo. volta che viene qua al pronto Sì, soccorso. Prima noi volta. siamo di Milano, Da Milano, ok. Da Milano, ok. per cui non sapevo neanche che c'era. Sono Quindi dovuto- comunque lei da milanese, adesso in vacanza in Sardegna, dice qui al pronto soccorso attesa rapidissima, almeno nel suo caso. Ho visto che il bambino è entrato subito, poi non so se magari è per il bambino o se è per qualche Per l'urgenza magari. bisogna vedere un po'. A Milano attese più lunghe, solitamente. Beh, quando c'è stata la pandemia ce n'è stata di attesa, però siamo sempre qui.